di fondo c'è anche... Eccoci qua. Presidente Zanon, e voi cosa ne pensate al riguardo? Cioè adesso non c'è nessuna regolamentazione, si procede, si sta proponendo invece un certo tipo di ufficializzazione di questa gestione, insomma. Io ho avuto modo di leggere una dichiarazione fatta dal presidente nazionale di questi home restaurant. Ah, esiste un presidente nazionale? Sì, e mi sembrava di essere su scherzi a parte, perché questo signore, dal suo punto di vista, faceva tutto un ragionamento di diritti che si dovevano in qualche modo garantire. Io, che vengo da una città di provincia, penso che ci siano poche possibilità in un paese come l'Italia di avere un futuro. O la smettiamo di pensare che ci sia qualcuno fesso e qualcuno furbo, o altrimenti mettiamo nelle condizioni tutti di poter fare la stessa cosa. Se chi oggi fa il professionista in qualche lavoro si trova ad avere in un parallelo attaccato esattamente alla stessa cosa che fa lui, un altro signore che fa lo stesso identico lavoro ma non ha né il regime fiscale né il regime normativo né i diritti del lavoro uguali, è evidente che uno dei due sta sbagliando. Se lo Stato cerca di regolarli tutti e due, è evidente che perde chi è il più costoso, perché il prodotto da proporre è lo stesso. Allora, fino a un certo punto, qualcuno anche nel nostro mondo, nelle categorie dei professionisti, si era in qualche modo trincerato rispetto a dire: ma noi siamo talmente bravi che non abbiamo paura di chi vuol fare le cose, eravamo in un'altra epoca però, di chi vuol fare le cose sotterranee. Per cui se uno viene da me sono la firma, sono lo chef più stellato d'Italia e quindi nessuno potrebbe paragonarmi alla signora Teresa che riceve a casa propria. Ma oggi siamo di fronte a una situazione dove l'economia è distrutta e dove il cittadino è talmente arrabbiato che sogna di andare a mangiare, perché non vuol fare a meno di andare a mangiare fuori casa, ma sognerebbe anche di non dover avere nessun tipo di impegno legato ai costi. Allora, per abbassare tutti i costi bisogna togliere tutte le gabelle che prima dicevamo sono che invece eccessive, gravano sulle categorie produttive, che gravitano su tutte le imprese, su qualsiasi lavoro, che uno faccia il taxista piuttosto che faccia il bed and breakfast rispetto all'albergatore. È evidente che se ognuno fa un lavoro diverso ma vende lo stesso identico prodotto, alla fine si fa confusione e non si può dire che mi va bene una regola così che metta un po' a fuoco. Non deve esistere. Se uno vuol fare la ristorazione la faccia, rispetti le regole, la vuol fare in casa, la fa in casa, così è più intelligente, non ha affitti da pagare, non ha il problema degli spostamenti, può fare quello che vuole, ma lo deve fare con le stesse regole che hanno gli altri. E questo vale per qualsiasi tipo di impresa. Non è più possibile accettare perché c'è l'online. Allora l'online si fanno le prenotazioni, ma chi è che va a controllare se poi si arrivano oltre alla prenotazione anche la dichiarazione dei redditi perché è arrivata tramite quel modo? Stiamo parlando di cose farneticanti dove nessuno ha il coraggio di metterci più un carico da briscola forte nel dire no, è ora di finirla, perché stiamo diventando un paese zimbello e dove stiamo buttando alle ortiche quelle che sono anche delle caratteristiche. Se c'è qualcuno che fa il furbo, e succede in tutte le famiglie, lo si va a prendere per le orecchie e lo si riporta nella retta via, o se no esce dal mercato. La concorrenza negli ultimi anni con la liberalizzazione ha fatto sì che tutti possono fare le stesse cose, non c'è un problema di casta, non c'è un problema di numero chiuso, ma non mi si venga a dire ora che bisogna regolamentare gli home restaurant. Prima si parlava di Uber, di taxi, è un'altra cosa che dove c'è una battaglia anche di tipo ideologico tra l'opinione pubblica e chi usa l'etere come fosse diventato il pane di tutti. Ma scusate un attimo, se io devo competere in un settore mi dovete spiegare allora perché oggi c'è la battaglia dei voucher. La battaglia dei voucher è chi è in regola nella maniera tradizionale e chi invece è in maniera del tutto precaria. Benissimo, dobbiamo rivederla, la dobbiamo rivedere. L'importante però era che prima non c'erano neanche i voucher e su questa logica non si può pensare allora adesso siccome non c'è la legge sull'home restaurant ne faccio un regolamento. No, questi qua si possono fin da subito non far nascere per il semplice motivo che non c'è né il bisogno né la correttezza, né rispetto neanche del cittadino, il quale in maniera inconsapevole va nelle mani non si sa di chi.
Vada pure a cena, ma non ci siano regole, ma non esiste regola. Infatti è un rischio anche per il cittadino, perché chi garantisce un aspetto, stiamo parlando di ristorazione, stiamo parlando di dar da mangiare, quindi si diceva prima molto gli allergeni, sensibile. l'indicazione degli allergeni, oppure se magari una persona resta intossicata. A dicembre 2015 abbiamo recepito la direttiva 2011 dell'Unione Europea sugli allergeni, con tutte le complessità che ci sono, esempio che è stato macinato e rimacinato, e lì cosa succede? Chi è che dà delle garanzie? Quindi lo Stato deve anche difendere il cittadino. Ripeto, stiamo parlando di cibo, non stiamo parlando di dei prodotti non tossici, che non potrebbero essere tossici, qua lo potrebbero essere veramente e seriamente. Quindi non esiste nulla, passa così nel lobbistico. Ma un discorso anche di tassazione, si parla sempre delle queste famose tasse sui rifiuti. Come viene regolamentizzato? Diamo ai sindaci il potere di tassare l'abitazione dove viene fatto è impossibile da gestire, eppure noi sappiamo che la tassa sui rifiuti per la ristorazione è un problema enorme, perché è un costo gigantesco, esploso negli ultimi anni. Questa è un'altra tassa. Chi glielo va a spiegare poi all'imprenditore? Ecco che non abbiamo più la competitività. Nei prossimi mesi c'è una norma, che è legge, che fa l'obbligo a chi presenta il menù della ristorazione, oltre al problema degli allergeni, anche di scrivere le quantità delle calorie. Lo facciamo fare alla signora Teresina? La signora Maria famosa. Ma come si fa a sapere No, dai, ci stiamo prendendo veramente in giro e si vuole buttare fumo negli occhi. È ora di smetterla, basta. Non possiamo accettarlo. Ma questo sarà obbligatorio, l'indicazione delle calorie? Sì, sì. Legge, sì. Cioè, ma come può un ristoratore calcolare le calorie? No, si può fare tutto, si può fare, ci sono costi. Corsi sono costi in che più, uno deve fare, assumersi le responsabilità, pagarli, bisogna farlo. Questa è una normativa europea, quindi in tutta Europa, compresa l'Italia? L'impressione nostra è che è europea, presa dall'Italia, recepita nella maniera più radicale, e magari in Europa nessuno lo fa. Ecco, infatti, questo è l'altro dubbio. Non so, abbiamo pochi minuti ancora a disposizione, però volevo affrontare anche la questione delle aperture domenicali, delle liberalizzazioni. Mi sembra che voi vi siete mossi nuovamente in questo versante. Noi siamo piuttosto rigidi e anche monotoni. Però io le chiedo perché la stessa domanda l'ho girata al Presidente Confeserceni, perché obiettivamente vedevo, osservando le persone, ma anche proprio il proprio sentiment, eccetera, si è completamente stravolta la vita delle persone, no? E durante la settimana, indubbiamente, dal lunedì al mercoledì, giovedì, la gente pomeriggio non può andare a fare la spesa, non lo fa, non ha più bisogno delle cose perché ormai quasi tutti hanno tutto, e quello che si compra è perché c'è lo spirito, l'animo per poterlo comprare. Quindi fine settimana c'è chi lavora anche il sabato e domenica, e vedi che dove i negozi sono aperti la gente entra con prezzi umani naturalmente, però a Milano stessa, cioè la domenica è pazzesco quanto sono pieni i negozi, e gli stessi negozianti dicono ma durante la settimana anche no, cioè la mattina potremo anche chiudere, non c'è nessuno, ed effettivamente salvo che dove vai a fare la spesa, la casalinga, però non è lo shopping. Perché non adeguarsi a questo e quindi magari prevedere primi 3 giorni potete anche chiudere i negozi, però teneteli aperti i secondi 3, cioè come noi facciamo la trasmissione in pausa pranzo, perché la gente ascolta, se no altrimenti potremmo fare alle 4 di pomeriggio ma nessuno ci guarderebbe. Ti ho fatto l'esempio paradossale, però insomma a servizio di quello che fa, del cittadino, del fruitore, no? Guardi, siamo di fronte a una giungla dove la risposta perfetta non esiste, perché ognuno vorrebbe farsi su misura la sua giornata. Proviamo invece a ragionare in quella che è una realtà che ha una storia, che ha una cultura e che ha soprattutto anche dei principi, cioè è fondata su qualcosa questa comunità dell'Italia, stiamo parlando del Veneto, ed è già un esempio piuttosto corposo. Allora, noi la domenica non è che l'avevamo pensata quando sono iniziate le attività, che dal dopoguerra in poi doveva essere sempre uguale. C'erano già metà dei nostri operatori che la domenica lavoravano, tutti i pubblici esercizi hanno sempre lavorato. Oggi si vuole tenere tutto aperto. La verità, la battaglia che noi abbiamo fatto è sempre stata un mix di aperture, non abbiamo mai immaginato che bisognava tenere tutto chiuso. Guardate che non distante da noi, siamo confinanti con Germania e con Austria, al sabato pomeriggio è sempre stato tutto chiuso, alla domenica è sempre tutto chiuso ancora oggi,
quindi è facoltativo che la domenica può essere aperta. Noi siamo un paese turistico, dove c'è turismo è evidente che alla domenica si deve rimanere aperti, ma ci sono nella competizione più zone non turistiche in Italia che zone turistiche, e allora trovare un bilanciamento, un equilibrio, anche alla luce degli esperimenti fatti negli ultimi 3 anni, 4 anni, da quando Monti ha fatto la liberalizzazione totale degli orari con l'H24, non con le domeniche e basta, e stabilire che questo è un paese che ha bisogno anche di ritornare un po' a pensare, a usare la testa, e se c'è il momento del shopping si può andare anche a fare lo shopping, ma se la domenica dopo è chiuso il negozio non è che uno gli manca e deve farsi un'overdose di negozi, perché sembra che siamo arrivati a questo livello. È come se uno dimentica a casa il telefonino e ha dimenticato la testa a casa. È ora di smetterla di essere così arresi, che non ci sia la possibilità di pensare che questo è un paese che ancora ragiona. Siamo diventati proprio carne da macello. Io mi rifiuto di pensarlo, per cui come categoria continuiamo a dire: non c'è la situazione economica così ricca da fare gli acquisti tutti i giorni, si può anche arrivare a chiudere un giorno alla settimana che non sia più la domenica, ma guardate che in ogni caso per chi fa impresa la domenica costa il doppio, e quindi non è che una cosa venga così spassionatamente, bisogna anche trovare economia per rimanere in piedi. Chiaro, questo è un problema di costi. Concordo, perché siamo in chiusura. Perfetto. Sì, è inevitabile. Allora, grazie a entrambi di essere stati qui con noi, grazie ai nostri telespettatori, siamo arrivati al termine e naturalmente noi ci rivediamo domani. A voi buon lavoro, in bocca al lupo per tutte le attività, vi terremo aggiornati nei vari settori.